Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Miei cari, buongiorno, benvenuti. Siamo pronti per iniziare come sempre una nuova puntata di Made in Polesine qui su Radio Diva, ma anche su Made in Polesine Web TV. Buongiorno ancora da parte mia, Davide Stefanelli. E Leandro Maggi, buongiorno. Buongiorno, ciao Davide. Leandro, come è andata sta settimana? Come sempre, una settimana intensa, ma poi però è stata mescolata con una festa in mezzo. Sì, quindi un tantino. Sì, un cincinin, come dici tu. Ecco, un cincin. Siamo contenti. Vabbè, insomma. Sì, la festa, diciamo, infrasettimanale aiuta. Scombussono un po', quando hai degli impegni, magari sei dopo sì. Quel giorno lì ti manca. Però se invece per chi è al lavoro, magari è un bel giorno in più. Molti hanno fatto anche il ponte, sai, hanno approfittato del venerdì per fare il ponte e così via. Sono 4 giorni festivi di seguito e la cosa non è veramente male. Sì. Dai. Alla faccia della crisi. La faccia della crisi. Dai. Vabbè. Allora andiamo subito con i titoli di questa settimana. Eccolo qua il primo, meno 15 a Natale, poi barricata demaniale, ancora ruspadina che passione, pos o non pos? This is the question, questo è il problema. Pos o non pos? Is the question. Ultimo ma non ultimo, e qua non hai fatto l'intermezzo però. Ecco, no, scusa, vabbè, io aspettavo. Hai ragione, sorry. Ma sì. E poi ultimo, dicevo, e non ultimo, suggerimenti al sindaco. Ecco, questi i titoli di oggi di Made in Polesine. Tra poco iniziamo la puntata. Siamo pronti quindi per iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine. Siamo qua e siamo pronti. Ecco qua. Allora, il primo titolo, meno 15 a Natale. Allora, oggi 10, fra pochissimo siamo al 25, il giorno di Natale, un giorno. Secondo te la più bella festa dell'anno qual è? Natale, Capodanno, Pasqua, il tuo compleanno, la ricorrenza del tuo matrimonio. Qual è la più bella? Se non sta a sbilanciarti che sai che c'è tua moglie che ci ascolta. Ho l'imbarazzo della scelta perché sono festività importanti queste che stanno arrivando, naturalmente. In particolar modo quella della ricorrenza del tuo matrimonio. Per i cristiani, insomma, per chi è credente, insomma, il Natale forse è quella più sentita, più appropriata. Poi Pasqua, anche Pasqua, insomma, però forse un po' meno. Diciamo che Natale è quella più. Fanno di tutto perché Natale sia vecchio. C'è Natale, ultimo dell'anno, attaccato sì. La 13ª. I vari regalini, i figli che ritornano, c'è tutto un clima. Anche se poi, come si dice sempre quando si arriva, quando passa, sì, anche queste festività siamo tolti dalle balle, perché dopo non se ne può più effettivamente. Però, dai. Allora, però ne parliamo perché? Sì. Perché tutti i paesi si stanno vestendo a festa per Natale e naturalmente chi è che vuole fare lo sborone, vuole fare le cose più in grande? Sì. Portoviro. E qua dobbiamo fare un complimento perché hanno fatto una piazza Repubblica che caspita è straordinariamente bella. È bella, sì. Bella, l'hanno inaugurata proprio il giorno 8 e quindi hanno fatto una cosa straordinaria, non so quanti, però penso più di una trentina di casette. E la pista di pattinaggio, e il villaggio di Babbo Natale. Oh, ma caspita, bravi. Poi tra l'altro, in un momento di tranquillità che tutti hanno detto proprio taglio di po', hanno ridotto moltissimo le luminarie, ce lo spiegava anche il sindaco, abbiamo fatto le cose un pochino in economia. Poi ogni via è illuminata, chi conosce Portoviro sa che quanto grande è, quindi più o meno dall'entrata, cos'è? Piazza San Pasquale quella lì? No, Piazza San Pasquale qual è? È qua, è vicino a noi, diciamo. Ah, ho capito, qua sì. dietro, scusa, Sì. quella di entrata, come si chiama? San Bartolomeo. Abbiamo San Bartolomeo. Da sì. lì fino a Donada ci sono i luminari dappertutto, quindi bravi. Sì, ci sono anche, tra l'altro ho notato delle vie anche non primarie, un po' secondarie che sono comunque illuminate. Questo quindi, ci fa specie, dai. Chapeau a Portoviro, bravi, perché poi dopo bisogna trovare anche le economie per farlo. Io ho sentito l'assessore Tessarin che ci diceva che c'è stata una collaborazione grandissima da una parte dei commercianti che hanno contribuito per pagare anche le luminarie e poi tante aziende artigiane industriali che hanno messo bel po' di soldini perché
se vi capita, visto che probabilmente la pista di pattinaggio in particolare rimarrà fin dopo la Befana e forse anche fino a fine gennaio, che se vi capita di venire, venite a vedere, ha fatto veramente una cosa degna di una città importante. Infatti l'assessore la paragonava ai mercatini di Verona. Vabbè, finalmente abbiamo anche Sì. valorizzato lo spazio, il paese di Contarina, diciamo, ecco, in modo particolare Piazza della Repubblica, proprio la piazza davanti al nostro municipio. Ecco, io devo farti un complimento, perché l'idea di mettere le casette tutte intorno, tu ce l'hai da Da un po' quando di ci tempo, conosciamo. sì. E questa volta l'hanno fatto, magari adesso vediamo se decidono anche di tenerle oltre i mercatini. Io le lascerei. Però veramente hanno riempito una piazza che, ricordiamo, è una delle piazze più grandi del Veneto, ex piazza d'armi, eccetera, quindi è molto difficile riempirla. Anche perché poi io ho visto delle manifestazioni con 1500-2000 persone, sembra vuota. È molto grande, È talmente molto grande. ampia, sì. Quindi complimenti a tutti i paesi che hanno fatto qualcosa per Natale, chi più, chi meno, con le economie che ci sono in giro, eccetera, eccetera. Però chapeau a Portofino che ancora una volta ci ha stupito con effetti speciali. Dai, ci sentiamo tra poco per continuare Medi Polesine. E allora siamo sempre noi, quelli di Medi Polesine. Ogni sabato siamo qua con voi tra le 11 e mezzogiorno, poi in replica la domenica mattina tra le 10 e le 11, quindi un'ora prima. Adesso secondo titolo, barricata demaniale. Allora, c'è stata una conferenza stampa da parte del comune di Porto Tolle, dove ha spiegato che il TAR ha dato ragione al comune e la spiaggia di Barricata, che era contesa tra una proprietà di un grosso industriale anche del settore turistico e il comune, gliel'hanno affidata al comune, quindi diventa zona demaniale. E cosa cambia? Cambia moltissimo, perché mentre prima c'era un programma a Veroga ogni anno, quindi anche gli operatori non potevano investire più di tanto, il comune non poteva investire più di tanto. Ricordiamo che nella spiaggia di Barricata, ma anche in quella di Boccasette, che ha più o meno le stesse caratteristiche, con un altro proprietario, ma però ha le stesse difficoltà, non c'è l'acqua potabile, perché il comune non può fare investimenti non essendo a casa sua, non ci sono i servizi, quindi si sono sempre un po' arrangiati in maniera palliativa, quindi con le cisterne per l'acqua, ce l'hanno fatta, sono stati bravi, però Mezzi di soccorso quasi. con mezzi ecco. di soccorso. Adesso che è diventata zona demaniale, secondo me potrebbe veramente decollare questa spiaggia. Ricordiamo, spiaggia sia di Boccasette che di Barricata hanno delle caratteristiche che altre spiagge non hanno, e quindi è una buona notizia che noi ci fa piacere sottolinearlo. Ci fa piacere sottolineare perché è stata poi una battaglia che è durata ben 16 anni. Sono 16 anni che il comune di Portotolle, Sì. ogni volta fa questa richiesta e il TAR finalmente gliel'ha concesso dopo 16 anni. È una battaglia vinta. C'è da dire che la proprietà ha dai 2 ai 6 mesi per fare ricorso. Loro hanno fatto ricorso al TAR, questi qua a loro volta faranno ricorso del ricorso, e quindi speriamo che non ci mettano altri 16 anni per decidere in maniera definitiva, perché questo... Resterebbe sempre così in stand-by a questo punto. Però la faccenda farà giurisprudenza, nel senso che se Barricata appunto diventerà zona demaniale, come appunto è stato definito, probabilmente toccherà anche a Boccasette. Va bene, dai, abbiamo esaurito anche questo argomento. Tra pochissimo noi siamo qui per continuare Medi Polesine. Siamo sempre noi, quelli di Medi Polesine, siamo sempre qua su Radio Diva e anche su Medi Polesine Web TV, ma anche su YouTube, vedo che insomma... Siamo in ogni luogo Sì, e anche in ogni lago, come diceva il noto cantante. Mi aspettavo perché lo so che questa- Era un po' che non lo ti dicevo. piace, però ti Sì, piace dirla, è lo vero, so, è vero. lo so. Va bene. Allora, parliamo di Ruspadina, che passione, siamo quindi a Rosolina Mare, come sempre. Allora, come Sì. sempre, Ruspadina, per chi non lo sapesse, ma lo sanno tutti, è queste gare che fanno in spiaggia per il cross, una delle poche piste da cross di sabbia, e viene fatta per la passione del motoclub Rosolina Mare, ma soprattutto per la passione di Ulderico Donà, Sì. che è uno dei titolari dei Bagni del Moro, che mette a disposizione
la sua spiaggia, ma non solo, ci sono anche altre spiagge che vengono coinvolti, quindi tra spiagge libere e spiagge gestite ci sono più o meno 7 stabilimenti che vengono coinvolti. La Ruspadina ogni anno è sempre un terno all'otto, dicevano gli organizzatori, ogni anno dobbiamo lottare per ottenere i permessi. Quest'anno infatti da 48 giorni degli anni passati ci sarà la possibilità di usufruire della pista solo per 28 giorni, però bisogna dar atto che sono bravi perché trasformano una spiaggia, chi l'ha vista sa che è una pista veramente impegnativa, importante, con tutti i crismi della sicurezza, con tutti i crismi anche della tecnica, viene disegnata dai piloti straordinari che sono a livello mondiale al vertice, e quindi bravi. Perché dire bravi a Rosolina Mare, il Motoclub Rosolina Mare? Perché fanno questo, e poi bisogna dar atto che il presidente Alessio Martinello e Ulrich Codonà, che è il titolare appunto dei Bagni del Moro, sono dei grandi. Quindi, certo, sì. chapeau, bravi, e noi seguiremo anche quest'anno, come seguiamo ogni anno, la Ruspadina. La Ruspadina, che è così bella da vedere. C'è anche esatto, un bel nome. Sì, è Ruspadina, anche da proprio il senso proprio del rumare. Esatto. Dai. Bravi. Ci sentiamo tra poco. Ma che bello, stiamo proseguendo la nostra puntata di oggi di Mai di Polesine. Oggi siamo felici e contenti, anche perché insomma siamo proprio in vero clima natalizio oramai. Andiamo con il prossimo titolo. Vai. Sì, che non c'entra niente con quanto No, però sai cosa? abbiamo detto. Ne Sì. parlavo prima con un signore. Chiudi gli occhi, è già Natale. È già Poi Natale. chiudi gli occhi ancora, è già marzo-aprile. Poi chiudi gli occhi, è già fine agosto. Qua il tempo vola. Il tempo vola. Vola. Come Cuccarini, È vero. Però purtroppo il tempo vola e noi diventiamo sempre più vecchi. Dai, questo è un tema che non Vuoi vogliamo toccare. affrontare proprio Non vuoi adesso. toccare. Dai. Però posso o non posso? Posso o non posso? È la- Punto di domanda. Allora, Diciamo. sembra che il problema dell'Italia sia il POS, e sotto i 60 euro non si è obbligati a strisciare la carta di credito, il banco. E adesso forse stanno rivedendo, forse si parla dei 40 euro, eccetera. Ma siamo convinti che sia questo uno dei problemi dell'Italia, anche perché tra l'altro, siccome si dice il POS serve per eliminare l'evasione, però per questo ci sono anche gli scontrini. Vabbè, sì, Cioè, certo sì. adesso, Questo non è... Io onestamente, devo essere sincero, a me lo scontrino lo fanno sempre. Cioè, è difficile che non mi facciano lo Sì, scontrino. raramente, Allora, ormai, cioè, è quindi diventata una cosa automatica fare ci sono lo scontrino. le casse che vanno direttamente, mandano l'incasso all'ufficio delle entrate, quindi ci sono già dei controlli, quindi il posso o non posso, secondo me è un falso problema. Il problema più grosso del POS, secondo me, è che le banche prendono delle commissioni abbastanza importanti. Chi è stato un pochino all'estero, vai a Londra in particolare, prendi un caffè, da una sterlina o un pound, quello che è, paghi con la tua carta di credito. Addirittura davanti ci sono tutti i cosi che ti arrangi tu ai lettori. Perché? Perché probabilmente le commissioni sono molto più basse, però ci diceva un ristoratore, a noi tra la roba e l'altra, tra il noleggio dell'apparecchio, tra le commissioni eccetera, ci partono 500-600 euro l'anno proprio per avere il POS. E questo qua è una cosa, ecco, se dobbiamo criticare il POS, critichiamo perché costa troppo ai gestori. Esatto, sì, questo sì. Quindi, però questo non se ne parla mai, anzi ogni volta è un pretesto per dire ma allora non vogliamo colpire l'evasione. L'evasione non si colpisce così, cioè, può essere anche un motivo, ci sono già gli scontrini, però lo diciamo da mo', l'evasione non è quello che non ti fa lo scontrino per un caffè, l'evasione è per chi sposta magari delle grosse industrie in Olanda, e qua non voglio far nomi, oppure per grosse aziende come Amazon e Google eccetera, che hanno la sede in Irlanda, dove pagano un decimo delle tasse che pagano in Italia e lavorano in Italia. Prova a farlo tu una cosa così. Non te lo faranno mai fare. Assolutamente. Vabbè, no. ma questa è un'altra storia. Quindi posso o non posso, secondo noi è un problema, almeno secondo me, un problema che non esiste. Non esiste, insomma, o comunque non risolvi il problema. Ecco. Non risolve il problema, e soprattutto è un problema perché ha spese troppo grosse. Esatto. L'utenza costa troppo. Almeno fossero azzerate
le spese, Sì. se ne potrebbe anche parlare, insomma, però così, Le banche ogni tanto un po' la mano nel cuore se la potrebbero prendere. la banca, una bella bestia, La banca è una bella bestia. Una bella bestia, come si dice. Vabbè. Dai, tra pochissimo per l'ultimo argomento di oggi. Siamo così pronti per concludere la puntata di oggi di Medi Polesine. Adesso abbiamo l'ultimo dei nostri titoli, non per questo meno importante, suggerimenti al sindaco quale o in generale. Allora, questo qua è un format che abbiamo un pochino stabilito con Rovigo in diretta, è cominciato il numero 0 a Taglio di Po e naturalmente abbiamo fatto un sondaggio con i cittadini che naturalmente tirano fuori più o meno sempre quegli argomenti di criticità per quanto riguarda un paese, e poi l'abbiamo confrontati queste risposte qua con il sindaco. Innanzitutto è stato molto gentile il sindaco Laila Malangoni a concederci appunto la replica di quello che abbiamo stampato. Però cosa viene fuori almeno da queste prime interviste? Io ho in cantiere altre 2 interviste già pronte, però devo ancora avere il confronto col sindaco e ne parleremo più avanti. Però sia nel paese di Taglio di Po, negli altri 2 paesi che ho già cominciato a fare le interviste, sono sempre quelle: l'asfalto davanti a casa, non ci sono strutture di divertimento, cos'è che poi ci vogliono più controlli, la gente sporca, eccetera, eccetera. Sono sempre quelle cose. Allora, è vero che poi al cittadino sono queste cose qua che più lo colpiscono, cioè effettivamente vai in un paese dove ci sono le strade rotte o non ci sono i marciapiedi, è una cosa che vedi subito. Poi un suggerimento da fare ai sindaci: forse magari conviene più concentrarsi, se volete essere, come si dice, più amati, Sì. Concentrarsi su queste cose. O rieletti. Perché poi dopo ci sono dei sindaci, io ne ho conosciuti un bel po' con il lavoro che faccio, che fanno delle cose straordinarie, che costano decine di centinaia di migliaia di euro, qualche milione di euro, però all'opinione pubblica non arrivano. All'opinione Esatto. pubblica arriva appunto la strada, il lampione, la piazza fiorita, il tombino, esatto, ecco. sì. Quindi ecco, suggerimento che vogliamo fare a nostra volta ai sindaci, questo di magari fare cose importanti, è giusto farle. Vabbè, certo. Però anche le piccolo cabotaggio è quello che poi alla gente fa molto più piacere. Rimane impresso. Quindi- e ti ricordano. Quando si andava a scuola c'erano 3 caposaldi, quando si facevano gli scioperi c'era mense e trasporti. Anche se mettevano Cracco a fare la mensa, era sempre uno degli argomenti da criticare. Oppure anche se avevi la limousine che ti portava a scuola, i trasporti erano sempre una cosa da criticare. Nei sindaci ci sono le strade, i marciapiedi e ci vogliono più controlli. Perché ci vogliono più controlli? Perché quando non trovi il posto da parcheggiare dici: guarda, quello l'ha parcheggiato nel posto degli handicap, ed è venuto fuori che questo. Questa è un'altra questione, comunque. Vabbè. Dai. Bene, allora abbiamo esaurito i nostri argomenti, tra pochissimo per i saluti finali. E allora siamo pronti per concludere la puntata di oggi di Medi Polesine. Oggi abbiamo sviluppato dei titoli molto interessanti, anche questa settimana sono titoli molto interessanti. Abbiamo parlato della Spadina, della barricata, Posso o non posso. di posso o non posso, del Natale, insomma, ecco, visto il clima mi sembrava anche giusto farlo. Bene, con questo vi ringraziamo come sempre del vostro gentile ascolto. Ci sentiamo la prossima settimana come sempre qui su Radio Diva, ma anche su Medi Polesine Web TV. Da parte mia, Davide Stefanelli E Leandro Maggi. l'augurio di un buon fine settimana. Il nostro countdown 3, 2, 1, ciao a tutti. Venite a Portoviro, che Venite c'è tutti. bellissima Piazza Repubblica. Vi aspettiamo, sì, Piazza Repubblica. Ciao. Ciao. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.